E me loga sua parti ai monta. Alors, buongiorno a tutti, oggi siamo in portiere con Didier, professore all'Università di Corsica e oggi siamo insieme per parlare di toponimi. Allora, Didier, buongiorno, prima di tutto. Allora, perché io studio di toponimi a Vintarezza? Mi interessa perché la toponimia prima della storia di un paese e gli animali di un popolo, la maniera di nominare i luoghi, ha un senso storico e anche, se vogliamo dire, culturale, assai importante. Dunque, conoscere la toponimia, ammaestrare la toponimia, come si può dire par una parola célèbre, la toponimia ça sert aussi à faire la guerre. Vale a dire, mica guerra, vale a dire a mantenere l'anima di un popolo. La cultura, lingua. Sì, la cultura, lingua, storia. Allora, seconda domanda, quali sono i conseguenze di colonizzazione che ha conosciuto a Corsica, non ho studiato di toponimia, giusto appunto? Le conseguenze sono enormi, giustamente, di Luca. Ci muoveremo un po' verso l'estremo italiano, dovremo vicino a Sartè, c'è un luogo che si chiama un campo nuovo, un campo di muri, dunque di Saracini, verso il 700-800. Vicino a Bonivaso c'è un altro che si chiama un campo romanello. Può darsi c'è un'area in cui i romani, ma più sicuramente i più bizantini, che si chiamano di noi romani, l'impero romano di Oriente. Ci sono di nuovo a lingua, quindi la lingua italiana, si chiama mica lingua italiana, ma c'era un toscano che ha cambiato un po' di Luca, perché la lingua ufficiale della Corsica genuese non è mica stato il genuese, che sapete, una lingua piuttosto vicino di città. È stato un toscano, la lingua dei corsi, il tipo di Leti e poi di Capizzoni, è stato il no toscano. Dunque, i nomi ufficiali, i nomi dei corsi ufficiali sono nomi toscani, veramente. Dunque, e certi nomi sono stati di noi francisati. Un nome italiano, Ponte alla Leccia, è diventato Ponte Leccia, è stato dato finalmente. D'altri sono stati completamente francisati, l'Isola che è diventato il Russe, o San Fiorenzo che è diventato San Fiorenzo. Allora, a Nantes Parigi c'è un luogo che ha cambiato di senso, perché a Nantes c'è scritto Pont-Génois, allora che si dice Ponte-Nuovo. Ponte-Nuovo. C'è di nuovo, sapete, a un momento dell'industrializzazione, c'è stata una piccola industrializzazione in Corsica a fine dell'Ottocento, poi c'è del Novecento, i capizzoni dell'industria erano assai suanti dei francesi, anche degli inglesi, e allora c'è la volontà di francesare Luca. Per esempio, Campopiano che è diventato Champlain. Vicino di Champlain, come il luogo di Champlain, Champlain sino al 1850-60 all'Antegarte si chiama Campopiano, è diventato Champlain, l'usina di Champlain. D'accordo. Allora, ora potete dare il vostro parere a Nantes toponimia a Corsa oggi? E allora, oggi c'è diciamo così, il turismo che ha cambiato i nomi di Luca. Ma attenzione, certi volte i nomi francesi sono anziani. Per esempio, Bonivacio, c'è un scudo maior a mezzo mare, si chiama Bonivazino, di Rosso, di Rosso, lo dato francese. E è diventata l'antica arte postale, l'antica arte di toponimia, le grande sale. E si può dire, finalmente, che è una fase di un turismo di codino. No, se noi vediamo i cartolini postali, non sai guerra di 14, ci sono di là i cartolini con scritto le grandi sale. Dunque la francesata è assai vecchia in certi sono i primi tempi di allora oggi un disastro tutti i cambiamenti di nome, le trou de la bombe per esempio, le sous-marin de poche e tutti le poche in montagna di più, ma ci sono di noi tutti questi lotissement che danno i nomi, le eaux de Porto Vecchio, le terrasse eccetera. Quindi è una storia. Per me, la toponimia corsa è essa doppia. Mi spiego. Où è un nome corso, in principio. Ma di noi, a partire di nostra storia, où è un italiano.
Dunque, io so parla autonomia di swing, ma corso italiano. Voilà, maladie, Avere toponimia voilà. di Agursi. O Bonifacio, per esempio, Bonifacinca, Toscana, Bonifacio e Bonifacio. Voilà. Altrimenti, come ho detto prima, a guerra sarà peso, a guerra Allora, potete dare il vostro parere a nostra lingua corsa dopo i 40 anni? Allora, un po' di riccio. Boh, ci sono stati due sbatti, l'insegnamento della lingua corsa, no? Quando si utilizza l'università, i radio, i media, di nuovo, la lingua corsa, no? Ma dunque si può essere un po' ottimista, diremo, ma dall'altro canto, quando si titolo, immagino, in Caruso, sentiva parlare di università con corso, a oggi sentiva parlare di corso. Dunque, una parte sono felice, sono contento, c'è una speranza per chi c'è l'insegnamento della lingua, ci sono i media al servizio della lingua, ci sono i servizi di traduzione all'attività territoriale e di noi nei consigli dipartimentali, di Cismonti, una zona di Monti, ma i Cismonti sono sicuro. Ma d'altra parte, quando uno passa in Capugli, un po' da Ognuno parla francese. un po' in corte, abbiamo inteso fare un po' in corte, in Bastiglia, in certi luoghi, mica dappertutto, ma se lo passi dietro che molto in Portivicchio, o anche in Vaccio, si più per parlare francese. E dopo il soggetto della lingua, potete dare il vostro parere a nostra socio Imeluga? Beh, direi che è una bella socia, non va a dire il contrario in questa intervista. Giustamente dei travagliamo in quello che non travagliamo in economia, l'abbiamo detto prima, di radicare a memoria di sviluppo, di azione di sviluppo. Ma per figurare la bene, altrimenti non sarà nulla. Proponi qualcosa per la bene, di qui, da questa a parte più interessante, ben sicuro, siamo d'accordo, di travagliare, ben sicuro, ma soprattutto per la bene. Propone qualcosa, mantiene e sviluppa, giustamente ad un'economia e di ricercare i nomi veri, diciamo, di Allora, a ringraziare era la squadra Imeluga in Portivicchio con Didier, professori all'Università di Corsia. Imeluga, sua parti, ai monta.